Questi aumenti intanto si inseriscono in un contesto di costanti aumenti degli ultimi anni. 1 euro di aumento c'era già stato 2 anni fa, adesso quest'anno altri 2 euro. Come primo atto di questo nuovo consiglio di amministrazione interamente nominato dal sindaco Conte, quindi le scelte che prende questo consiglio di amministrazione sono esclusivamente di competenza del sindaco. L'aumento di 2 euro al giorno, ovvero di oltre 700 euro all'anno per i residenti delle RSA, non lascia indifferente l'opposizione, nonostante da Enea si dica che le tariffe, anche con l'ultimo aumento, restano le più basse del Veneto, 59 euro contro i 63 regionali. Sono le più basse del Veneto, va bene, è tutto da vedere, però è difficile commentare dei servizi che possono essere diversi, probabilmente i servizi che può offrire Treviso non sono gli stessi servizi che può offrire Padova o Venezia, quindi io non trovo che sia corretto paragonare servizi diversi. Un aumento che scarica dunque sui cittadini i costi del sociale, dice l'opposizione, e si appella al sindaco. E si inserisce in un contesto di aumenti generalizzati sui parcheggi, sugli asili, sulle mense e quindi assistiamo a una politica, a un'amministrazione, a un sindaco Conte che non riesce ad avere un governo delle politiche di bilancio adeguato e l'unica cosa che può fare è quella di aumentare i costi sulle famiglie. Ci appelliamo a lui anche in quanto presidente dell'ANCI Veneto, l'associazione dei sindaci, che parli con il governo e che faccia mettere mano al portafoglio, ai ministeri. Gli aumenti, effettivi da aprile, vengono invece difesi da chi li ha deliberati. Questo nuovo Consiglio di amministrazione si è assunto la responsabilità di portare avanti questo aumento perché vuole garantire l'elevata qualità di servizio di cura per i nostri anziani e anche perché ritiene di dover manutentare al meglio tutti gli immobili affinché tra 20 anni gli stessi possano essere fruibili come oggi. Ci sono oltre 800 residenti nelle 4 strutture gestite da Enea e si progetta anche di investire in una quinta, l'ex casa di riposo Umberto I, ma il presidente svela anche un altro obiettivo. E anche sul risparmio energetico c'è l'idea di fare un parco fotovoltaico presso l'attuale parcheggio di Santa Bona delle RACT perché il costo dell'energia elettrica incide pesantemente nei nostri conti, perciò stiamo andando verso un risparmio energetico in maniera fattiva.